Puoi avere lo skatepark più bello del mondo, ma se sei da solo a farci skate, non ti sentirai mai così libero come quando ti spingi in mezzo alla strada, magari senza rampe, ma sei con i tuoi amici. Non ho mai capito come mai in skate l'età non conti più di tanto. Riesci a fare amicizia con persone che hanno magari 10 anni in meno, ma anche 10 anni in più di te. Dopo tutti questi anni in skate rimane ancora un mistero. Poi sicuramente non è facile perché andare d'accordo con una generazione che è diversa dalla tua è proprio una sfida. Io e Leon non andiamo sempre d'accordo, spesso litighiamo magari anche per delle settimane. Avere il supporto dei tuoi amici quando fai skate è fondamentale perché solo il fatto di poter condividere la difficoltà di un trick ti mette già in una situazione diversa e l'energia che si crea ti fa superare delle paure che da solo non saresti mai stato in grado di affrontare. Piazza Scaravilli, è un punto di ritrovo degli skater sabato sera, anche venerdì, dove gli skater qua vengono a skateare perché comunque o c'è la musica o ci divertiamo, comunque vedete anche voi di qua che ci sono i muretti di marmo dove noi possiamo skateare, divertirci, fare dei game. Pericoloso no, perché se sei in compagnia o comunque hai la tua compagnia è più divertente che pericoloso. Allora, diciamo che di solito skatiamo tutti i muretti che ci sono qua, però di solito la sera succede che qua è pieno di gente o lì o di là, no? E gli unici muretti che possono skatare sono quelli e quello laggiù. Sì, basta solo un po' di cera, ti diverti come non mai. Basta che togli tipo le cavolate che ci sono qua, vai. Se ci vai con lo skate cadi sicuro. Ti senti proprio a casa quando vieni a Bologna. Bologna, vieni Scaravilli la sera, sabato sera, è vita. Avere un luogo dove puoi incontrare tutti i tuoi amici skater anche la sera e non solo di giorno è una cosa molto rara. Ti puoi sentire skater 24 ore su 24 e non solo di giorno. Non tutte le città hanno la fortuna di avere un posto così. Flat è buono da una parte, ma non buono dall'altra perché comunque ci sono bottiglie di vetro e tante volte ti scazzi. Però è proprio quello, capito? Sbagli un trick con un tappo di bottiglia e poi lo riprovi e lo chiudi. Sì, lo chiudi per forza. Chiunque viene a Scaravilli la sera può reputarsi uno skater. Checco, Leon, non stanno mai fermi. Stanno da una parte, poi quando li chiamino, stanno anche dall'altra. Massimo fanno serata fino alle 5 del mattino e il giorno dopo si mettono a skateare. Io sono tipo di distrutto. 5 del mattino, sei pazzo. Sei pazzo. Siete pazzi.
Lo skate ti dà molto, ma ti può anche togliere tutto da un momento all'altro. Grazie mamma, voglio bene anch'io. È rotto. Non è scomposta perché sono veniva No, me ne sarei reso conto se era scomposto. Va bene, dai. relazione con Alex e poi dopo arrivo. Va bene, grazie mamma. Quante volte mi sono fatto male e sono dovuto stare fermo magari delle settimane, poi torni e devi ricominciare tutti i trick da capo. È una cosa che può diventare molto pesante. Preferirei che non esistesse al mondo nemmeno la città. Forse lo skate non sarebbe così bello se non fosse anche così difficile andarci d'accordo. È come un fratello con cui litighi sempre per ogni cosa e poi alla fine ci sei così legato proprio per questo, perché non hai paura di perderlo. Una spiaggia di Sardegna. Preferirei scaldarmi con la legna. Ti presterò i miei saldi per venirmi a trovare. No, per niente, no. Non me la sento di lasciare un ragazzo di 15 anni che ha un talento innato per lo skate. Perché io lo vedo, io lo dico sempre, lui diventerà forte. Io ho sempre supportato Lollo per tutti i progetti che farà. Sempre. Sì, io sarò con lui sempre. L'amicizia vera è difficile da trovare. Ti devi mettere in gioco. Ciao bro. Che io faccio ancora il mondo e ti prego.